Con Sergio Festa al termine dell'incontro che il Sarzana ha vinto 3-2 a Grosseto, in questa fase del campionato la Maremma per voi è positiva, avete raccolto 2 vittorie con Castiglione e Grosseto e avete agganciato il Grosseto a 17 punti. Sì, buonasera a tutti. Sì, questa vittoria l'abbiamo veramente cercata, voluta. In settimana abbiamo veramente curato tutti i minimi dettagli, studiato la partita nel miglior modo possibile e sapevamo che per venire a vincere qua dovevamo fare una partita quasi perfetta. Il Grosseto veniva da 4 vittorie consecutive. Faccio i complimenti a loro perché stanno facendo veramente un ottimo campionato. Eravate attardati di soli 3 punti, però quella che si è vista oggi è stata una partita intensa, le squadre fondamentalmente si sono quasi equivalse, però voi l'avete sempre, diciamo così, condotta avanti e si è visto anche un grinta, un atteggiamento tale importante, abbiamo visto che probabilmente l'avete vinta anche con l'atteggiamento. Sì, quello che avevo chiesto ai ragazzi è che questa partita qua non si vinceva solo a livello tattico, ma bisognava portare anche un po' di voglia di vincere la partita, bisognava avere l'atteggiamento giusto, l'agonismo giusto, perché sennò da questa pista qui è difficile portare via punti. Quindi abbiamo lavorato non solo sull'aspetto tecnico-tattico ma anche su quello psicologico, sulla gestione dei momenti. Non sono contentissimo su alcuni aspetti della squadra perché alcuni momenti andavano gestiti un po' meglio, sotto porta sia nei testa a testa che nei contropiedi non siamo stati proprio il massimo, potevamo fare sicuramente meglio e quindi dobbiamo ripartire da qui. Con una vittoria si lavora meglio in settimana, però c'è ancora da migliorare tanto. Sei in chiusura di 2025, questa per il Grosseto era l'ultima gara interna di campionato, ce ne sarà un'altra, in chiusura un bilancio del 2025 di questa prima parte di campionato per voi. Sì, noi abbiamo la partita col Valdagno in casa ora il 20, che chiaramente sarà una partita importantissima, però il bilancio è positivo. Come abbiamo già detto in precedenza, a parte Trissino che fu una partita un po' strana per noi, il resto abbiamo giocato alla pari con tutte. Però quello che chiedo ai ragazzi è la cura veramente dei dettagli che poi ci fanno fare il salto di qualità, che ci faranno arrivare preparati poi alle partite da dentro e fuori. Complimenti per la vittoria e ci rivediamo nel 2026. Grazie mille, altrettanto.